Euroregione News. Ecosistema, dalla biosfera al fulcro, uomo contro natura. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Andrea Ossai e il consigliere regionale Cristian Sergo erano tra gli ospiti del referente del gruppo Medio Friuli in Movimento a Codroipo con Marco Antonio Attisani per parlare di ecosistemi e azioni quotidiane per vivere bene in un mondo migliore. Il tema dei cambiamenti climatici deve essere messo come tema centrale della politica e centrale nella vita di ognuno di noi, per cui bisogna non solo parlarne, ma bisogna fare, agire in prima persona. Bisogna che ognuno si ponga la domanda: cosa sto facendo io per cambiare, cosa sta facendo la politica per andare nella direzione di bloccare i cambiamenti climatici, di arginare i cambiamenti climatici e di adattarsi, perché ormai non si parla più solamente di scongiurare i cambiamenti, bisogna adattarsi a quelli che sono i cambiamenti e cercare di agire in tutte le maniere possibili, riducendo il CO2 che viene emessa, avendo uno stile di vita che possa avere un'impronta ecologica più bassa possibile, e quindi bisogna chiedere alla politica di muoversi, ma anche a ciascuno di noi di assumere le proprie responsabilità e di fare una vita sostenibile. Vengo da un'altra serata, un altro incontro di cittadini che stanno protestando contro la realizzazione della tangenziale sud. Tangenziale sud che oggi ha avuto un primo ok, e si è detto, e anche ha detto il Presidente Federici, è stata posta la prima pietra di quest'opera. Questo vi fa capire che a distanza di una settimana da quella che è stata la manifestazione probabilmente più grande per diciamo così, porre l'attenzione sui cambiamenti climatici, ovviamente anche nella nostra regione, con tantissimi ragazzi che hanno partecipato e crediamo tutti che l'abbiano fatto sinceramente preoccupati per quelle che sono le prospettive anche della nostra regione per quanto riguarda l'inquinamento, il consumo di suolo, il traffico che ovviamente continua ad aumentare di veicoli pesanti. La risposta di tutta la politica, perché guardate, solo il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che dovremmo fermarci a fare un ragionamento e cercare di spostare le merci in maniera veramente sostenibile e soprattutto pensata, perché qui continuiamo invece ad autorizzare strade e tangenziali pensate 30-40 anni fa, per dire che la risposta della politica alle grandi manifestazioni dei giovani è stato stanziare 160 milioni di euro su 13 chilometri di strada che attraverserà completamente quel poco di campagna che avevamo ancora intatto nella nostra regione. Quindi addio agricoltura sostenibile, addio agricoltura chilometro zero, asfalto. Questa è la risposta effettivamente abbastanza triste che è riuscita a dare un'amministrazione regionale. Io credo che prima di andare in piazza a esaltare anche quella che è stata l'azione di protesta dei giovani, di Greta Thunberg e di tutti quelli che hanno ovviamente manifestato in questi giorni, la politica regionale, se vogliamo anche nazionale, perché ovviamente tutti i partiti poi la vedono così tranne ovviamente uno, è veramente, come dire, dovrebbe far riflettere, ma dovrebbe veramente portarci tutti quanti a dire ora basta. E finché non arriveremo a dire ora basta, noi non ci fermeremo, continueremo a fare informazione sul territorio e spiegare alla gente che un altro mondo effettivamente non solo è possibile ma è doveroso iniziare a costruirlo da subito e non fra 40 anni come invece rischiamo di fare quando sarà troppo tardi. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Dipende essenzialmente dalle scelte che siamo in grado di compiere oggi. Questo fenomeno chiamato cambio climatico, contaminazione della plastica su scala planetaria, finalmente ci troviamo di fronte all'evidenza di un problema. Adesso che tempo abbiamo? Abbiamo un tempo per reagire e un tempo per chiederci che cosa fare, che sono due cose completamente diverse, perché se continuiamo a chiederci cosa fare non avremo più a disposizione il tempo per agire. Oggi ci siamo trovati di fronte a un ennesimo caso dove il marketing, il messaggio cool cattura la nostra attenzione quasi a surrogato del fatto che alla fine è importante sapere, ma qualcun altro prenderà le scelte opportune. Si delega praticamente la classe politica o quella imprenditoriale a compiere delle scelte a nome del cittadino, del singolo individuo. E questo è il problema. Siamo chiamati invece noi a prendere parte. Anche l'ultimo
che possa definirsi tale cittadino, con delle azioni concrete. Questo innescherebbe un processo, una catena di processi e di cause ed effetti che porterebbero dei vantaggi. La plastica, non buttiamola per terra, consumiamo meno carne, facciamo più bicicletta. Quando ci saranno milioni di individui che dovessero poi prendere delle decisioni così banali, avremo subito immediatamente un effetto collettivo gigantesco. Poi ci saranno chiaramente le aziende, gli esperti, i politici che sulla base di un consenso del cittadino si sentiranno loro ancora più forti a prendere delle decisioni più audaci. Dobbiamo semplicemente credere in questa cosa e creare la base per cui qualcuno possa credere e assumersi delle responsabilità più coraggiose. Questo è tutto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.